Unisciti a Telepace per vivere l'appuntamento giornaliero di preghiera in diretta dalla chiesa di San Zeno in Monte dell'Opera Don Calabria di Verona. Alle 18 la recita del Santo Rosario. A seguire, alle 18:30, la celebrazione della Santa Messa. Dal lunedì al venerdì in diretta su Telepace. E noi abbiamo visto e attestiamo che il Padre ha inviato il Figlio come Salvatore del mondo. Signore misericordioso, Salvatore del mondo, Gesù, Figlio di Dio, sotto la tua croce si trovavano in pochi, tua madre, alcune donne e il tuo discepolo amato. Soltanto questi, tra migliaia di persone che hai nutrito e guarito, cui hai insegnato e hai rimesso i peccati, sono rimasti con te fino alla fine, fino alla morte sulla croce. Erano con te fin dall'inizio, ti hanno ascoltato, sono vissuti con te, vedendo la misericordia che facevi agli uomini. Anche noi oggi ci mettiamo sotto la tua croce e guardiamo con gli occhi della fede te, che sei stato inchiodato sulla croce e stai morendo. Anche noi possiamo ascoltare la tua parola, vivere con te, guardare te nascosto nell'ostia bianca, sperimentare la tua misericordia. Aiutaci, Signore, a rinforzare la nostra fede, grazie alla tua presenza. Vogliamo testimoniare con San Giovanni che tu, Gesù di Nazaret, sei il vero Figlio di Dio, che sei il Salvatore mandato dal Padre, che in tutto ci dimostri la tua misericordia, che hai dato la tua vita perché noi abbiamo la vita in abbondanza. Nelle sorgenti del sangue e dell'acqua
immergiamo tutta la Santa Chiesa e il mondo intero, chiedendo per i meriti della tua dolorosa passione la grazia della conversione per i peccatori, il coraggio per i sofferenti e dolorosamente provati, la morte felice per gli agonizzanti e la gioia del cielo per i morti. In modo speciale affidiamo tutti i giovani che vivono il loro giubileo. Per tutte le intenzioni che ci sono affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, offriamo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo la pace per il mondo intero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo
intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e
Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. O bellezza infinita, chi te ha conosciuto non può amare niente altro. Dentro me non c'è neanche una goccia di sangue che non brucerebbe d'amore per te. Misericordia divina, misericordia divina, misericordia divina. O bellezza infinita, chi te ha conosciuto non può amare niente altro. Dentro me non c'è neanche una goccia di sangue che non brucerebbe d'amore per te. Misericordia divina, misericordia divina, misericordia divina. O Maria, Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest'ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te, ci immergiamo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore. Anche a te, o Madre, la vita ha riservato difficili prove e umani timori, ma sei stata coraggiosa e audace. Hai affidato tutto a Dio, hai risposto a Lui con amore, hai offerto te stessa senza risparmiarti. Come intrepida donna della carità, in fretta ti sei recata ad aiutare Elisabetta. Con prontezza hai colto il bisogno degli sposi durante le nozze di Cana. Con fortezza d'animo sul Calvario hai rischiato di speranza pasquale la notte del dolore. Infine, con tenerezza di madre, hai dato coraggio ai discepoli impauriti nel cenacolo e con loro hai accolto il dono dello Spirito. E ora ti supplichiamo, accogli il nostro grido. Abbiamo bisogno del tuo sguardo amorevole che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalle ingiustizie e devastati dalle guerre. Tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci
dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza, perché si avveri subito la profezia di Isaia: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impereranno più l'arte della guerra. Madre, rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra, si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefessi, degli ammalati, degli afflitti, e protegga la nostra casa comune. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegne la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Maria, Regina del Santo Rosario, sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male. Riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi, figli, la tua carezza di madre, che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità, dove il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace. O Madre, salus popoli romani, prega per noi. In questo Vangelo di Luca Gesù si rivolge a Marta con le parole: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, di una cosa sola c'è bisogno. Di che cosa c'è bisogno veramente? C'è bisogno di stare ai piedi del Maestro, e questo atteggiamento è personificato da Maria. Con questo non si vuole contrapporre la vita attiva e la vita contemplativa. La maggior parte dei cristiani vivono una vita attiva, soltanto alcuni sono chiamati a una vocazione puramente contemplativa, ma si vuole sottolineare che alla base della vita cristiana c'è l'esigenza intanto di dedicare proprio dei tempi alla preghiera, di stare ai piedi del Maestro. Madre Teresa di Calcutta, fondatrice di un ordine che si è dedicato al servizio agli ultimi, diceva che senza Dio siamo troppo poveri per aiutare i poveri. Ecco, lei dedicava parecchio tempo all'inizio della sua giornata, molto impegnata in opere di carità, alla preghiera. Sostava fino a 3 ore per pregare. Innanzitutto è fondamentale avere degli spazi in cui possiamo contemplare questo volto di Gesù, soprattutto farci raggiungere dal suo amore, farci nutrire dalla sua presenza e anche farci trasformare in Lui, perché poi tutte le opere che compiamo nella nostra giornata possano
possono essere espressione di questo amore. Senza tempi appropriati dedicati alla preghiera, la nostra vita non può diventare preghiera, e qui cogliamo l'esigenza che tutto quello che facciamo non ci distolga, non ci affanni e non ci separi da Dio. E questa la chiave. L'errore di Marta è quello di essere distolta dalla presenza di Gesù, di farsi prendere dalle preoccupazioni e dagli affanni. Ecco, che la preghiera ci porti poi nelle nostre opere a non commettere questo errore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 29 luglio. San Prospero, vescovo di Orléans, in Francia. San Felice, martire a Roma. Beato Pietro, mercedario, si è recato ad Algeri, oggi Algeria, per redimere gli schiavi cristiani in mano a padroni musulmani. È stato fatto schiavo lui ed era stato lasciato morire di fame e di sete nel 1451. Oggi si ricordano anche vari santi martiri nella Rivoluzione francese, nella persecuzione in Spagna nel 1936, nelle varie persecuzioni in Cina e in Giappone. Sant'Olaf, re in Norvegia, ha conosciuto la fede cristiana in un viaggio che aveva fatto in Inghilterra e ha cercato di diffonderla nella sua terra, nel suo regno, ma qualcuno dei pagani lo ha ucciso. Santi Luigi Martin e Zélia Guérin, sposi in Francia, hanno avuto 9 figli, 5 di essi sono sopravvissuti e sono diventati 5 figlie sono diventate tutte suore, carmelitane la maggior parte. Una di esse è Santa Teresa di Gesù Bambino. Zélia è morta nel 1877 e Luigi nel 1894. Ma oggi celebriamo festa per i santi Marta, Maria e Lazzaro. Gli amici sono chiamati amici di Gesù. Questi fratelli, un fratello e 2 sorelle che vivevano a Betania, e per celebrare questa festa ecco che leggiamo una parte della prima lettera di San Giovanni, nella quale si dice che Dio ci ha amati ed è per questo che anche noi amiamo Dio e ci amiamo noi. Siamo capaci di amare perché sperimentiamo l'amore che Dio ha continuamente per noi. Perché, dice sempre l'Apostolo in questa lettera, Dio è amore. E difatti l'amore ci fa divini, ci fa diventare simili a Dio, somiglianti al Padre, consanguinei di Gesù. E l'amore in noi rivela la presenza dello Spirito Santo.
è questa parola che è importante. Dio è amore. E questo lo vediamo anche nell'amore dei 3 amici di Gesù. Attenzione però che non è il mio amore che devo guardare, perché il mio amore puzza sempre di un po' di egoismo. Non so il tuo, probabilmente no, però fa attenzione. Per vedere come deve essere l'amore dobbiamo guardare Gesù. Difatti lui stesso ci aveva detto: amatevi come io vi ho amati. Quindi guardiamo l'amore che ha avuto Gesù per vedere com'è l'amore di Dio. È l'amore che ama davvero gratuitamente. Lo vediamo nella casa di Betania. Marta serve Gesù gratuitamente. Maria ha un altro modo di amare Gesù, lo ascolta. Si ferma, perde il tempo, no, non perde, adopera il suo tempo per ascoltare Gesù, perché sa che la sua parola è preziosa e così Gesù si sente accolto. E chiede anche a Marta di imparare da sua sorella. Prima di tutto ascolta. Chi ascolta Gesù sarà capace anche di servire, sarà capace di amare. E in un altro passo del Vangelo vediamo anche Lazzaro. L'amore di Lazzaro per Gesù com'è? Si siede con lui, gli fa compagnia, sta in silenzio. Anche questo è un amore bello, gradito al Signore. Ringraziamo che con l'amore con cui Egli ci ama, ci insegna a vivere amando, e così la nostra vita diventa davvero divina, cioè santa. Ti benedico perché la tua santità, la tua divinizzazione sia sempre più evidente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Ben trovati su Telepace. Oggi abbiamo in studio con noi Patrizia Benini, che è direttore generale dell'azienda ULSS 9 Scaligera. Benvenuta, dottoressa. Grazie, buongiorno a tutti. È un medico specialista in neurologia e igienista ed è stata per diversi anni direttore sanitario di varie aziende ULSS in Veneto, oltre che direttrice generale, suo ultimo incarico prima di questo, dell'Istituto Oncologico Veneto. Dunque oggi parliamo di sanità e di come sta la sanità in particolare a Verona. Dottoressa. Beh, la sanità a Verona devo dire che è una situazione molto interessante, perché è una delle situazioni sicuramente più complesse ma anche più variegate forse presenti nella regione, perché è il territorio più vasto della regione Veneto, è un territorio molto variegato, passiamo da monti, città attrattiva come è Verona, lago, turismo, e
Ci sono molte realtà quindi anche di difficile raggiungimento, comuni molto piccoli, sono 98 i comuni in totale, quindi è molto, diciamo così, diversificata, ma abbiamo anche una potenza di espressione erogativa molto particolare, perché oltre ai presidi ospedalieri, ai distretti della ULSS, ci sono anche l'azienda ospedaliera, come può esserci nella provincia di Padova, ma noi abbiamo dei grossissimi erogatori privati convenzionati come Negrare e Peschiera, che integrano la nostra rete e che altre ULSS non hanno nel proprio territorio. Oltre a tutta la serie di erogazioni di assistenza a persone anziane, come sono le case di riposo, come sono comunque aree anche di riabilitazione molto numerose, molto più numerose che altre province. Quindi è un territorio che ha grandi potenzialità, ma anche una grande complessità per poterlo integrare in modo da poter dare il miglior servizio possibile. Anche la nostra ULSS, come tutto il Veneto, ma tutta l'Italia, ovviamente in questo momento storico ha il problema del reperimento delle risorse umane. Oltre sicuramente a un problema anche di, in generale, tenere i bilanci molto sotto controllo, perché c'è sicuramente un problema o comunque un'attenzione molto importante per quanto riguarda la tenuta dei conti. E a proposito del personale, allora rimaniamo qui, parliamo dei medici di base, perché questo è il tema che sta interessando da diversi mesi ormai, se non anni, proprio il territorio, con una preoccupazione spiccata da parte dei sindaci e degli amministratori che si fanno carico del futuro, ma talvolta anche del presente. E allora i numeri che troviamo sui giornali ci dicono che al bando regionale di azienda zero per 2072 medici di base ne hanno risposto 129 e a Verona a inizio aprile c'erano 354 incarichi vacanti, anche qui c'è stato un bando con 35 domande a cui hanno risposto alla fine, sono stati incaricati alla fine 15 medici. Ecco, quindi la preoccupazione su una presenza capillare che abbiamo avuto fino a poco tempo fa di medici sul territorio è spiccata. Come si può rispondere a questo? Allora, è vero che nel nostro territorio sono state bandite 354 posizioni e arriveranno 15 medici titolari come medicina generale. Quindi uno dice ci sono 339 posti vuoti. In realtà, pur essendo l'obiettivo quello di avere un medico stabile, sia per avere una continuità, sia per dare al paziente un riferimento continuativo nel tempo, noi stiamo sopperendo con la presenza di medici diurni, medici a ore, la continuità assistenziale. Quindi in realtà noi riusciamo a coprire tutti i pazienti dando comunque un medico che può ovviamente seguirli, che può fare le prescrizioni. Quindi noi abbiamo circa 30.000 soggetti che non hanno il medico di medicina generale titolare, ma tutti questi hanno comunque il riferimento a cui potersi rivolgere. Teniamo anche presente che ci sono un certo numero di medici di medicina generale che ancora non sono a massimale, quindi possono comunque ancora accogliere pazienti, però lì ovviamente è una scelta anche del medico di arrivare fino al massimale, come a volte è anche una scelta dell'utente di volere un medico di medicina generale perché magari è in una sede che non gli si confà e quindi preferisce avere un medico a orario, un medico di continuità assistenziale perché magari gli è più comodo. Però non è che non eroghiamo chiamiamolo così, il punto di riferimento. Non avere però la medicina generale completamente coperta è evidente che non dà quella capacità di conoscenza del paziente che permette anche a tutela dello stesso medico, oltre che del paziente stesso, di essere a volte molto puntuali, per esempio nelle prescrizioni, molto più appropriati, perché ovviamente molti medici non conoscono il paziente
ed è evidente che c'è anche a volte una attenzione maggiore nel prescrivere, nel senso che si aumenta un po' la prescrizione. Noi abbiamo un'azione in corso con i medici di medicina generale nei tavoli proprio per cercare di avere una sinergia tra ospedale e territorio nell'aumentare l'appropriatezza prescrittiva, che poi si traduce in cercare di governare meglio le liste d'attesa. Perché un tempo appunto il medico di base, il medico di famiglia era quello che conosceva vita, morte, miracoli di quella persona, ma anche di tutta la sua famiglia, quindi il quadro clinico, diciamo, era puntuale, conosceva molto bene la persona. Il rischio adesso è appunto che siano magari interventi più a spot, che vanno in continuità con quelle che possono essere le prescrizioni, ma magari conoscono meno da vicino la persona. Questo sicuramente per alcuni casi. Di converso abbiamo che i medici si stanno sempre più aggregando, quindi il fatto comunque di avere medici in medicina di gruppo che quindi ruotano sempre tra di loro l'eventuale risposta ai pazienti è tra l'altro molto ben vista dagli stessi professionisti, perché anche quando entra un medico più giovane, poter entrare in un gruppo dove magari c'è sicuramente quello con più esperienza, ma tra di loro potersi sostituire è un vantaggio. È un vantaggio anche per il paziente, perché sa che nel momento in cui si rivolge a quel gruppo è un gruppo che comunque condivide modalità, informazioni, anche impostazioni. Quindi il fatto di avere da una parte sicuramente una mancanza, ma dall'altra la voglia di essere sempre più integrati porta paradossalmente a un vantaggio. Questo non vuol dire che non ci sia il problema di dare la stabilità, e quindi comprendo, ma stiamo anche condividendo in varie riunioni che stiamo facendo con i sindaci, con le amministrazioni comunali, questa preoccupazione, dicendo che tuttavia stiamo dando delle risposte, quelle che oggi sono possibili, perché pensare che domani mattina risolviamo il problema di medici di medicina generale potrebbe essere la soluzione se un'azienda non attivasse tutte quelle che sono le procedure possibili per averli. Ma siccome oggi il problema è che non li troviamo, quindi non ci sono proprio, quindi non solo per Verona, ma in generale, lei giustamente ricordava prima il bando di Azienda Zero, e quindi noi il problema che ci poniamo è quello di come fare per surrogare quelle che sono le evidenti carenze che devono essere risolte con modalità alternative, finché non si arriverà ad avere una numerosità di medici di medicina generale adeguata. Questo poi anche nei rapporti con i medici di medicina generale è fondamentale trovare una modalità che valorizzi la loro professionalità, snellendo anche alcuni passaggi operativi che sicuramente ineriscono la loro professionalità e la possibilità anche di essere più vicini al paziente, avere più tempo assistenziale rispetto... Di fare più i medici e meno i burocrati magari. Per alcuni versi diciamo che quella che si chiama burocrazia in realtà è anche una necessità per far funzionare tutto il sistema. Certo. Però sicuramente insomma, dovremmo trovare, penso che anche l'informatica, l'intelligenza artificiale nel tempo aiuterà, ma non deve sostituire assolutamente, deve dare una mano, ma non è un sostituto del medico. Dopo parleremo anche di questo. Volevo restare un attimo sui medici di base, proprio perché un aiuto, una coordinazione proprio con gli amministratori che chiedono questi medici nel trovare risposte. Io penso anche al grande problema abitativo per un territorio molto turistico come quello veronese, dove gli affitti sono molto costosi, quindi mi pongo il problema di un giovane medico che si affaccia alla professione, che cerca uno studio, cerca un'abitazione. Allora qualche sindaco si sta già attrezzando in questi termini? Sì, come lei ben dice, la provincia di Verona nel suo complesso, ma soprattutto pensiamo alla zona lago, gli affitti sono veramente onerosi e sono anche di difficile ritrovamento, reperimento, perché si pensa ovviamente al turismo e a attività di questo tipo. Molti sindaci si stanno dando da fare per poter mettere a disposizione dei colleghi degli ambulatori
con degli accordi diretti in termini anche economici. Ovviamente questo dovrebbe essere un po' calmierato a livello di provincia ed alcuni amministratori hanno chiesto questo, in modo che ci sia una uniformità e anche una capacità di attrazione che sia diffusa, perché altrimenti insomma, si può rischiare uno spostamento poi di colleghi medici su alcune aree rispetto ad altre che magari non sono in grado di dare la stessa offerta. Quindi è un tema molto delicato che sicuramente le amministrazioni comunali stanno nel loro insieme, ne è stato parlato anche in conferenza ultima dei sindaci, lo stanno affrontando proprio perché si rendono conto anche loro di essere in un territorio privilegiato per alcune cose, ma che per altre può anche creare delle discrepanze. Uno dei problemi certamente più spinosi è quello delle liste d'attesa, in modo particolare per alcuni esami che vengono, per cui viene richiesto un tempo di attesa importante. Allora, parliamo adesso della possibilità, qualora si sforassero i tempi prescritti sulla appunto prescrizione medica, di utilizzare una prestazione in regime di intramenia, quindi una visita ospedaliera, pagando solo il ticket. Questo è possibile? Si fa? È riconosciuto? Allora, queste sono delle procedure normate, per cui la via principale è quella di avere ovviamente la prescrizione, chiamare il CUP e lì abbiamo due ipotesi. Se c'è già la disponibilità della data, si dà la disponibilità. In alcuni casi, sia dovuti alla non disponibilità immediata entro quella data prevista dalla priorità della prescrizione di avere un appuntamento da dare, sia il fatto che noi abbiamo oggettivamente un problema informatico per cui bisogna entrare in più programmi e questo porta anche tempi più lunghi, allora viene detto all'utente: guardi, noi oggi non riusciamo a darle subito l'appuntamento, la mettiamo in preappuntamento. Questa è la strada maestra. Noi stiamo lavorando molto su questo aspetto in modo da poter poi richiamare gli utenti e riuscire nei tempi che sono previsti a dare comunque un appuntamento, sia darlo in generale ma darlo soprattutto nei tempi. Su questo punto è fondamentale ed è anche, credo, importante dimostrare che stiamo ottenendo dei risultati, che non vuol dire che abbiamo risolto il problema, ma per esempio gli utenti che hanno una prescrizione a 10 giorni, quindi le famose B, dal 1° novembre noi non abbiamo preappuntamenti, quindi riusciamo entro i 10 giorni a dare l'appuntamento, anzi a darlo immediatamente. Nelle altre due ambiti, che sono a 30 giorni o 60 e 90, abbiamo sicuramente più difficoltà nel darlo immediatamente, quindi li mettiamo in preappuntamento, ma stiamo anche lì scendendo molto sia sulle persone che aspettano di avere la data, sia in alcuni casi persone che ce l'hanno in tempi ragionevoli ma scaduto, quindi al 32esimo o 35esimo rispetto ai 30. C'è questa strada che lei ricorda di poter avere una prestazione che è pagata dall'azienda al proprio professionista, ma la strada è quella di chiederlo, c'è una procedura sul sito dell'azienda, non di andare dal libero professionista scelto dal paziente, fare la visita e mandare la fattura. Quindi sono situazioni che ci sono, noi ad oggi non abbiamo avuto richieste con le caratteristiche da poterlo fare e quelle che l'hanno fatto siamo riusciti comunque ad erogarle in orario istituzionale. Quindi basta andare sul sito di Regione Veneto, della ULSS, a parte di Regione Veneto ma anche della ULSS, perché lì c'è tutto il canale sia dei moduli sia per segnalare difficoltà sia anche per eventuali richieste e viene spiegato quali sono le caratteristiche che la richiesta deve avere, perché è ovvio che un cittadino è portato a dire io vado in libera professione e chiedo il rimborso, non è questa la strada, e lì viene spiegato tutto. E ad oggi devo dire che attraverso l'URP, che è il nostro ufficio relazioni con il pubblico, dove arrivano le eventuali segnalazioni e richieste, con l'ufficio specialistica che abbiamo potenziato ultimamente riusciamo a sostenere queste domande, queste richieste. Teniamo anche presente che rispetto alla mole di prenotazioni che noi facciamo ogni giorno, le segnalazioni di problemi veri
sono veramente molto contenute, ma il nostro obiettivo è quello di far sì che queste segnalazioni si azzerino, perché allora vuol dire che stiamo portando a regime ovviamente il servizio. Questo non vuol dire che riusciremo a dare tutto a tutti subito, perché c'è un grosso problema su alcune specialità collegato alla impossibilità di trovare gli specialisti. Porto un esempio per la nostra provincia, per esempio l'area pediatrica, le visite di foniatria pediatrica, stiamo chiedendo persino specialisti fuori regione, perché non riusciamo a trovarli e quindi questo ovviamente blocca la possibilità di dare una risposta, ma non è che non ci siamo organizzati per darla, è che a volte non abbiamo proprio gli specialisti. Chiaro. Allora parliamo adesso della popolazione anziana, che è sempre più numerosa e quindi richiederà un'organizzazione sul territorio molto capillare. I dati che ho parlano di oltre 1.150.000 persone in Veneto oltre i 65 anni e secondo l'Istat gli ultra 75enni senza figli sono 216.306. Questo è un problema particolare, il fatto di persone di fatto sole. Penso anche all'housing sociale, a questa risposta di appartamenti, stanze organizzate in strutture in qualche modo tutelate, diciamo. Ecco, a che punto siamo su questo? Allora, sicuramente la popolazione ha un'aspettativa di vita, insomma, lo sappiamo che è aumentata, la popolazione in generale è oltre i 75, perché dire che un anziano over 65 è la statistica, sono le indicazioni, però uno oggi a 65 anni, insomma, dai, sta ancora bene. È molto no? diverso. Diciamo oltre i 75. È una popolazione che sta diventando sempre più femminile, sempre di persone più sole, quindi senza nucleo familiare e quindi anche con disabilità o comunque ambiti di non autosufficienza. È ovvio che la risposta che può dare il sistema sanitario puro è quello di cercare di dare delle risposte a casa, quindi attivare, come abbiamo fatto, l'assistenza domiciliare, integrare adesso con le case della comunità, quindi insomma la riorganizzazione del territorio. Avere questo tipo invece di abitabilità assistita è ovvio che è un ragionamento che vedo tra l'altro alcuni comuni, per esempio del distretto 4, stanno facendo, di favorirlo a livello anche di amministrazioni che possono sia aiutare nel trovare l'abitazione, sia di integrare attività a volte strutturate, a volte di volontariato, in modo da sostenere questo tipo di esigenze. Ovviamente poi con la partecipazione del cittadino, perché è evidente che comunque dietro c'è sempre una spesa necessaria per sostenere questo. Quindi si va sempre di più verso un'integrazione sociosanitaria, ospedale, territorio, ma amministrazioni comunali, enti e ULS che deve essere veramente strettissima e soprattutto radicata nella fiducia che ogni ente ha nell'altro. Quindi credo che questo sia importante, capire che ognuno sta dando il massimo e dobbiamo trovare soluzioni e anche inventare soluzioni che magari da altre parti ci sono, cercare di portarle sul nostro territorio. Già in fase di progettazione architettonica, mi viene da dire, andrebbero trovate alcune soluzioni pensate, siamo forse già un po' in ritardo su questo? Ma se lei già pensa che lo status symbol fino a alcuni anni fa di acquistare un appartamento era averlo su 2 piani, oggi chi cerca casa pensa già di metterla tutta su un piano. Quindi già questo dà un'idea di come la popolazione si stia evolvendo in quelle che saranno le future necessità o addirittura attuali, perché magari qualcuno ha già il genitore anziano che vuole tenere dentro casa. Sicuramente è un ruolo degli architetti, un ruolo anche di chi fa case, diciamo, poi gestite dal sistema pubblico amministrativo, deve pensare a questo tipo di esigenze future. E io penso che su questo ci si sta muovendo, l'importante è trovare anche dei risultati in tempi abbastanza rapidi, perché vediamo insomma che la popolazione è sempre più anziana e i giovani sono sempre meno.
Certo, non parliamo adesso delle case di riposo su cui varrebbe la pena approfondire magari in un altro momento, parliamo invece delle case e degli ospedali di comunità per capire bene anche la differenza e che tipo di servizio possono offrire al territorio. Secondo Fondazione Gimbe, allora su 1717 case della comunità previste, in realtà soltanto 46, che sarebbe il 2,7% del totale, risultano pienamente operative, altre lo sono magari parzialmente con alcuni servizi e altri no. Allora ricordiamo bene intanto che cosa sono e cosa c'è in Veneto. Allora, le case della comunità nascono dalla riorganizzazione del territorio prevista dal decreto 77, decreto ministeriale 77. Un grosso impulso è stato dato dal finanziamento col PNRR e poi su questo finanziamento c'è la programmazione che ovviamente è a livello di singola ULSS ma legida e regionale anche per governare la distribuzione e l'uniformità. In questo momento sono state autorizzate, quindi riconosciute dalla programmazione e dal finanziamento, le case di comunità cosiddette hub, quindi quelle che devono avere dei servizi maggiori rispetto a quelle che dovrebbero essere le SPOC, che ad oggi sono state ipotizzate ma non sono ancora autorizzate dalla programmazione. Nella nostra ULSS le hub sono 19, abbiamo tempo fino al 30 marzo del 2026 per finire i lavori, finiti i lavori ci sono 2 mesi per attivarle. Noi sabato 28 giugno attiviamo e inauguriamo la prima casa della comunità hub con finanziamento PNRR che è a Cerea. E cosa stiamo facendo? Stiamo lavorando in un gruppo aziendale per definire quali sono i requisiti e quindi soprattutto i servizi che una casa hub deve avere, quelli che sono facoltativi e quelli che sono opzionali rispetto magari a un'organizzazione diversa. Stiamo cercando, ovviamente, in alcune case sono proprio ex novo, altri invece sono degli ammodernamenti o dei miglioramenti di strutture che ci sono. In tutte queste case c'è un servizio nuovo che è il cosiddetto PUA, punto unico di accesso, dove ci sarà personale infermieristico della ULSS che quindi orienterà e diciamo così, valuterà i primi bisogni di un soggetto che dovesse rivolgersi a questo punto, e l'assistente sociale che dovrà essere messo a disposizione dagli ATS, queste aggregazioni territoriali che sono di nuova istituzione e che noi avremo 4 all'interno dei nostri distretti. Poi dopo ci sono le medicine di gruppo integrate o comunque i medici, i pediatri, la continuità assistenziale, l'ADI, cioè è una struttura dove l'utente che arriva dovrebbe poter avere aggregata in un'area attiva almeno 12 ore al giorno nelle hub tutta una serie di servizi che in parte c'erano, in parte sono di nuova istituzione. L'ospedale di comunità invece fa da tramite tra il territorio e l'ospedale per acuti, diciamo. Sì. Allora, l'ospedale di comunità è una degenza a tutti gli effetti, dove ci sono delle regole per quanti giorni si può stare senza pagare, insomma non entriamo in questo dettaglio normativo. Prima di tornare a casa. Per tutti quei soggetti che hanno bisogno di una degenza prolungata, di un'accoglienza prolungata, perché l'ospedale di comunità non è ospedale inteso come responsabilità dell'ospedale, ma è organizzazione in capo al territorio, prima di trovare una diversa collocazione che può essere a domicilio, si spera nella grande maggioranza dei casi, o in alcuni casi nell'RSA. Vediamo che i giorni di degenza dei pazienti si riducono spesso per un perfezionamento delle tecniche chirurgiche, ad esempio, ma talvolta appunto le persone arrivano a casa e capita che qualcuno ritorni e debba essere magari rioperato, non sempre ovviamente, ma ci sono anche questi casi. Allora varrebbe la pena qualche volta tenere il paziente un po' di più? Ma allora, intanto c'è da dire che Agenas monitora i rientri a 30 giorni, sia per i fatti acuti come può essere un infarto, come può essere un ictus, o anche per complicanze di intervento chirurgico, e devo dire che la media è all'interno di uno standard che si ritiene
chiamiamolo così, tra virgolette, normale, perché questo non è sempre prevedibile prima. È importante però capire che stare in ospedale di più solo per un'ipotesi di complicanza o di necessità, un'ipotesi, non la certezza, è comunque un rischio, perché l'ospedale comunque ha un rischio di infezioni ospedaliere, ha un rischio vario. Allora è evidente che l'obiettivo è mandare a casa il paziente nei tempi canonici, che però oggi, come diceva lei, sono ridotti, perché le tecniche, pensiamo solo in area chirurgica, la laparoscopia o la robotica, hanno ridotto i giorni di degenza, non so, per una prostata da 16 a 5, il paziente va a casa, tra l'altro va a casa in ottime condizioni anche di ripresa sociale della propria attività. Quindi questo è il punto nodale. In area internistica è tutto più complicato, perché sono persone di solito più anziane, cioè in geriatria e in medicina di solito vengono fatti ricoveri per acuti, normalmente sono persone anziane, e quindi la dismissione in tempi rapidi diventa più difficile, perché a casa dovrebbero trovare quello per cui stiamo lavorando, tutto quel supporto sia dell'ADI, sia dei presidi, il letto, il cuscino, la carrozzina, che ovviamente dobbiamo garantire. Allora io penso che sul paziente anziano potremo fare un altro incontro. Dottoressa Benini, intanto la ringrazio per essere stata qui con noi a Telepace e le auguro buon lavoro. Grazie e buongiorno ai telespettatori. Grazie a tutti voi per averci seguito. Preghiamo Maria, Regina degli Apostoli, per il Papa Leone e per tutti i nostri pastori. Il Signore Gesù, che li ha scelti, li assista con il suo Spirito e li conservi come guide del popolo santo di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù a Getsemani. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. In Konkani di Goa, India. Noman Maria Kurpin Mulele Survispotu Jataesa, ostriamo dentro Sodoivani Sodoivtu Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kurpin Mulele Survispotu Jataesa, ostriamo dentro Sodoivani Sodoivtu Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kurpin Mulele Survispotu Jataesa, ostriamo dentro Sodoivani Sodoivtu Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kurpin Mulele Survispotu Jataesa, ostriamo dentro Sodoivani Sodoivtu Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kurpin Mulele Survispotu Jataesa, ostriamo dentro Sodoivani Sodoivtu Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kurpin Mulele Survispotu Jataesa, ostriamo dentro Sodoivani Sodoivtu Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kurpin Mulele Survispotu Jataesa, ostriamo dentro Sodoivani Sodoivtu Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kurpin Mulele Survispotu Jataesa, ostriamo dentro Sodoivani Sodoivtu Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kurpin Mulele Survispotu Jataesa, ostriamo dentro Sodoivani Sodoivtu Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noman Maria Kurpin Mulele Survispotu Jataesa, ostriamo dentro Sodoivani Sodoivtu Zaput Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di misericordia, prega per noi, Madre della divina grazia, prega per noi, Madre della speranza, prega per noi, Madre purissima, prega per noi, Madre castissima, prega per noi, Madre sempre vergine, prega per noi, Madre immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine prudente, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, specchio di perfezione, prega per noi, sede della sapienza, prega per noi, fonte della nostra gioia, prega per noi, tempio dello Spirito Santo, prega per noi,
tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. dimora consacrata a Dio, Prega per noi. rosa mistica, Prega per noi. torre della santa città di Davide, Prega per noi. fortezza inespugnabile, Prega per noi. santuario della divina presenza, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori della fede, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo insieme a pagina 25. Pagina 25. Padre che sei nei cieli, la fede che ci hai donato nel tuo Figlio Gesù, nostro fratello, e la fiamma di carità effusa nei nostri cuori dallo Spirito Santo, ridestina in noi la beata speranza per l'avvento del tuo regno. La tua grazia ci trasformi in coltivatori operosi di semi evangelici che lievitino l'umanità e il cosmo nell'attesa fiduciosa dei cieli nuovi e della terra nuova, quando si manifesterà per sempre la tua gloria. La grazia del Giubileo ravvivi in noi pellegrini di speranza l'anelito verso i beni celesti e riversi sul mondo intero la gioia e la pace del nostro Redentore. A te, Dio benedetto in eterno, sia lode e gloria nei secoli. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie. A pagina 26, l'inno del Giubileo, la seconda strofa. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te.
grembo eterno di infinita vita, nel cammino io confido in te. Dio ci guarda, tenero e paziente, nasce l'alba di un futuro nuovo, nuovi cieli, terra fatta nuova, passa i muri, spirito di vita, fiamma viva della mia speranza. Questo canto giunga fino a te, grembo eterno di infinita vita, nel cammino io confido in te. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen.